Stephen Hawking, che comunque è stato molto difficile la sua vita, proprio perché comunque era È nato quasi del tutto paraplegico. sì, è paralizzato, quindi gli veniva molto difficile anche scoprire cose, ma intanto quando è talmente intelligente una persona che anche avendo poche Risorse, poche poche risorse frecce al fisiche, suo arco. sì, lo stesso lui ci ha provato, ha fatto un'ottima teoria soprattutto della relatività, anche se Ma non l'aveva fatta Einstein? sì, anche E Einstein. cosa c'entra Stephen Hawking con questa teoria? Perché io tipo non lo so questa cosa. Sono Lui, curioso di comprenderla. lui ha fondato anche un'altra teoria sulla relatività, quindi su quello che c'era prima del Big Bang, che sì, alcune cose se non sbaglio andavano a favore anche per Albert Einstein, ma secondo lui c'è un altro parere. Quindi